Bentrovati amici a questo nuovo spazio di Sicilia 24 Focus. Oggi parliamo di esami di maturità. Dopo gli anni della pandemia, quest'anno si ritornerà agli esami pre-Covid, alle modalità che i ragazzi e gli insegnanti soprattutto conoscono bene. Ma cosa ci aspetta quest'anno? In Sicilia saranno quasi 50.000 i maturandi, a Catania quasi 11.000, un po' di più saranno a Palermo, quasi 12.000, e del totale dei siciliani, dei ragazzi che dovranno affrontare le prove scritte ed orali, il 4,6% è costituito da privatisti. Vi presento subito le nostre ospiti. Con me in studio la professoressa Donatella Cantone. Buonasera. Ben arrivata, Grazie per aver accolto il mio invito, docente di lettere dell'Istituto San Francesco di Sales di Catania. Collegate con noi ci sono Maria Catena Trovato, che è una dirigente scolastica dell'Istituto Marconi Mangano di Catania. Grazie professoressa, e ben trovata anche a lei. C'è Sofia Losciuto, che è una maturande, che quindi già domani dovrà affrontare la prima prova scritta, e c'è la dottoressa Serena Guzzardi, psicologa, psicoterapeuta, che lavora moltissimo con gli adolescenti. Grazie dottoressa per aver accolto il mio invito. Dunque, esami di maturità, una delle prime prove della vita dei ragazzi che si ritrovano ad affrontare. Professoressa Trovato, ci sono delle novità per quanto riguarda gli istituti professionali? Sì, quest'anno la novità è che dopo 5 anni dall'applicazione della riforma che è intervenuta con il decreto legislativo 61 del 2017, vanno a regime i nuovi esami di Stato, quindi la novità sta nella seconda prova. In effetti tutti coloro che fanno parte delle commissioni istituite negli istituti professionali anche oggi sono in servizio, perché il Ministero mandava proprio stamattina il plico contenente la tipologia di prova, cioè loro possono, il Ministero sceglie tra 4 tipologie possibili quella da proporre alle scuole, sulla base poi della tipologia che viene scelta, quindi uguale per tutti negli istituti professionali, naturalmente distinguendo i servizi e Made in Italy. Sulla base di quello che viene scelto dal Ministero, poi le commissioni interne costruiscono la prova, quindi di fatto è la tipologia che accomuna la prova, la seconda prova ai professionali, ma la prova specifica, quindi il contenuto della prova, viene scelto dalle commissioni, quindi sono le commissioni che lavorano. Grazie. Per la prima volta infatti il Ministero non ha indicato nessun docente della seconda prova, ma sono stati i consigli di classe. Certo, e lei sarà presidente, da quel che so, di una commissione. Sono presidente di commissione, però pur dirigendo io un tecnico e un professionale, però il Ministero mi ha individuata quale presidente in un liceo, quindi io non la sto gestendo questa fase direttamente, tant'è vero che insomma non sono in questo momento impegnata, lo sarò domani, perché domani già cominciamo con la prima prova scritta. Come sta cambiando il mondo della scuola e di affrontare la maturità? Ormai ci sono i social, ho visto che ci sono dei piccoli video di riassunti, ci sono i TikTok, ecco, adesso si parla anche molto di intelligenza artificiale, ecco, la utilizzano, la domanda la rivolgo alla professoressa Cantone, ma la rivolgo anche a Sofia, che si sta preparando agli esami, e quindi vorrei capire se nel vostro mondo, tra i vostri compagni, se tu stessa utilizzi l'intelligenza artificiale, se stai usando i social per prepararti, oppure state utilizzando il classico metodo, cioè quello di riunirsi fra compagni e studiare, insomma ripetere. Sofia? Allora, diciamo che stiamo facendo un po' entrambe le cose. Molto spesso io e i miei compagni ci riuniamo proprio per ripassare tutti insieme le materie che abbiamo in comune, ma ogni tanto io personalmente utilizzo anche i social come metodo di approfondimento.
Ah, ecco. Professoressa. Ma indubbiamente... Voi come insegnanti come siete? A social, insomma, li consigliate oppure consigliate? Ma li consigliamo. La prova di maturità, l'esame di maturità credo che debba mantenere un po' la sua sacralità della tradizione. Indubbiamente questi ragazzi hanno a disposizione tantissimi strumenti più o meno buoni, più o meno importanti, però la prova di maturità è una prova che si deve affrontare affrontando un esame, è la prima prova importante che si trovano ad affrontare, che abbiamo affrontato tutti, è la prova secondo me di passaggio da un mondo adolescenziale a un mondo degli adulti, quindi ben vengano i social, ma... Certo, proprio così. Allora proprio mi dà l'assist per far intervenire la dottoressa Guzzardi, che è una psicologa, abbiamo detto una psicoterapeuta, quindi una delle prime prove, cioè i ragazzi come l'affrontano? C'è ansia, invece menefreghismo, sono più... come dire, più preparati dal punto di vista emotivo rispetto ai genitori che hanno affrontato la maturità molti anni prima. Ecco, lei che lavora in questo settore proprio con loro, come li trova? Li trova più fragili questi ragazzi? Diciamo che, come diceva la professoressa, è proprio il primo momento di passaggio che segna quello che è la fine dell'età, diciamo, dell'infanzia, prima età adolescenziale, per poi entrare nella vita vera e propria adulta. E tutti i rituali di passaggio, diciamo che sono in qualche modo vissuti con l'ansia. L'ansia è di per sé un'emozione non necessariamente negativa, nel senso che nasce come tutte le emozioni per facilitare l'individuo a vivere meglio la realtà in cui vive. È chiaro che nel momento in cui probabilmente questa tensione non è un promotore ad affrontare la sfida, ma diventa un limite o addirittura blocca il modo di affrontare quella sfida, chiaramente diventa disfunzionale e quindi diventa, così dire, patologica. Rispetto al passato probabilmente è cambiato forse il mondo in generale, l'approccio che abbiamo noi adulti rispetto alle sfide, quindi rispetto a quello che è il concetto del fallimento, e quelli sono le aspettative di riuscita. Credo che siano questi gli aspetti che poi condizionano molto gli adolescenti di oggi. La nostra difficoltà come società e come adulti di vivere le emozioni negative, e quindi nel momento in cui sono messi di fronte a qualcosa che rischia di suscitare in loro delle emozioni negative, probabilmente hanno bisogno di contenitori un po' più rassicuranti, che magari una volta da parte dei genitori c'era anche forse meno coinvolgimento emotivo rispetto alle nostre sfide, e questo magari lasciava i ragazzi di vivere la loro emotività in maniera più genuina. Oggi forse sono più investiti di tanti bisogni, non solo loro, non solo individuali, ma anche più familiari, sociali, e quindi credo che di fronte a una sfida come questa mettano insieme tantissime cose e tantissimi cambiamenti che di lì a poco li vedono magari fare delle scelte che fino a quel momento magari non avevano veramente fatto come individui autonomi, ma sempre sotto un forte condizionamento dei genitori. Quindi c'è questa paura di fallire? Sì, diciamo che la paura di fallire è qualcosa che vedo molto spesso e a cui probabilmente i giovani rispondono in due modalità: o attraverso il perfezionismo, cioè non mettersi nel rischio completamente di fallire, o attraverso un disinvestimento in ciò che sono le loro sfide. Vedo molti giovani che sono più dediti a studiare magari per fare bella figura con i loro genitori, o altri per cui magari non c'è una motivazione intrinseca, cioè non c'è l'affrontare questa sfida come qualcosa che fa parte veramente del loro percorso, perché magari non si è abituati proprio all'idea che invece fallire è importantissimo. La maggior parte dei neuropsichiatri infantili oggi sottolineano invece come l'importanza di arrivare ultimi, che è chiaro che per l'esame di maturità probabilmente è complesso, ma l'esame di maturità è probabilmente, come dire, la tappa finale di un percorso educativo che nasce dall'ingresso nel mondo della scuola. Quindi quello che poi è il modo di affrontare gli esami di maturità oggi probabilmente è, come dire,
il conseguimento di una serie di tappe, e quindi la riuscita e come si affronta questa tappa dipende da come sono state affrontate tutte le precedenti. Non solo, ma poi si apre un capitolo nuovo nella vita di ciascun ragazzo, perché deve progettare anche il suo futuro, mentre ogni giorno si sa deve alzarsi, andare a scuola, studiare, eccetera. A quel punto poi come dire, il futuro è più nelle mani dei ragazzi, che devono decidere se continuare gli studi, andare all'università, se iniziare a pensare più seriamente a che tipo di professione si vuole fare, che lavoro si vuole intraprendere. Quindi c'è anche quest'ansia di cosa sarà domani, non è solo l'esame. Ma io direi di far intervenire adesso Sofia, perché vorrei capire, poi torniamo dalla dottoressa Guzzardi. Sofia, come state affrontando? C'è ansia, c'è paura, c'è questo pensiero del dopo gli esami che faremo? Vabbè, ci sarà l'estate, il divertimento, ma poi? Certo, sicuramente l'ansia c'è sempre, come è giusto che sia, perché aiuta anche a prepararsi al meglio. Sicuramente io, come tutti i miei compagni, stiamo pensando anche sia a come organizzare l'estate, come a passarci le nostre vacanze, ma anche e soprattutto a quello che vorremmo fare dopo nella vita. Infatti molti di noi sono impegnati anche nello studio dei test per entrare nelle varie facoltà, come è giusto che sia. Però appunto stiamo per ora tentando di concentrarci soprattutto sugli iscritti, dato che li abbiamo domani e il 22, Certo. e poi sull'orale. Bene, grazie. Professoressa Cantone, nel vostro istituto da diversi anni c'è una bella esperienza, che è questo del Campus Maturandi. In cosa consiste? Il Campus Maturandi è una full immersion, mi permetta la dicitura inglese, nello studio. I ragazzi stanno 3 giorni al di fuori dalle loro famiglie, veniamo ospitati quest'anno in una struttura alberghiera ad Aci Trezza. Stanno 3 giorni assieme, noi ci alterniamo, noi docenti ci alterniamo e cerchiamo intanto di rassicurarli. Come diceva bene la dottoressa Guzzardi, la cosa più importante in questo momento è rassicurarli, renderli consapevoli delle loro capacità. Si approfondiscono argomenti che loro ritengono siano un attimo più fragili, si parla molto su quello che potrà essere la prova scritta, si cerca di rassicurarli sul colloquio, insomma è un momento di comunità. Per noi, io insegno in una scuola salesiana, per noi è la chiusura di un cerchio che è cominciato quando questi ragazzi hanno cominciato il loro percorso scolastico nella nostra scuola, che si conclude con il Campus Maturandi, anzi mi correggo, in realtà si conclude stasera con la notte prima degli esami, anzi è un tardo pomeriggio perché ci incontreremo alle 19, le ultime raccomandazioni, le ultime rassicurazioni, mangiamo un pezzo di pizza assieme e poi speriamo che tutti vadano a dormire per essere in forma l'indomani per la prova di italiano. Ora, fra poco andiamo in pubblicità e poi daremo i consigli, ma vorrei leggervi, non vi ho ricordato il nostro numero di telefono, ma che lo vedete in sovraimpressione, il 342 7455 005, con un messaggio potete interagire con noi. E lo ha fatto Alfio, il signor Alfio, perché ha 50 anni e ci dice: domani la mia prima prova scritta da cinquantenne dopo tanti anni. Il suo percorso di studi si era fermato alla terza media, è passato del tempo, indubbiamente avrà lavorato, ha fatto le sue cose e adesso invece ha deciso di rimettersi in gioco. Dice: al mio tempo, quando io andavo alle scuole medie, non esistevano i cellulari e internet era ancora molto lontano da venire. Ho 50 anni, ma l'emozione è un po' diversa rispetto ai giovani, ma c'è. E allora facciamo un in bocca al lupo anche al signor Alfio, che domani si metterà in gioco e farà il suo primo scritto da maturando. Andiamo in pubblicità, ci ritroviamo qui tra pochissimo.
Eccoci rientrati in studio, stiamo parlando di esami di maturità, una delle prime prove della vita dei ragazzi. In Sicilia saranno quasi 50.000, esattamente 48.580 chiamati a svolgere gli iscritti e poi anche gli orali. Vorrei ripartire con la professoressa Trovato, dirigente scolastico, grandissima esperienza nel mondo della scuola, da decenni impegnata tantissimo. Com'è cambiata la scuola e soprattutto come sono cambiati i ragazzi? Che consigli possiamo dare ai giovani che dovranno affrontare questi esami di maturità dopo questi anni di pandemia, insomma, che li ha visti un po' nel loro percorso di studi, come dire, relegati a casa con queste lezioni online, quindi diciamo che per loro questo banco di prova è veramente importante, è una sfida quasi, no? Infatti quest'anno la difficoltà della ripresa sta proprio in questo, perché nei 2 anni passati in effetti l'esame di Stato ha avuto una formula più semplificata. Quest'anno dopo il Covid si ritorna alla modalità ante-Covid, quindi a quello che la normativa prevede. E i ragazzi certamente dopo questi anni si trovano per certi aspetti un po' più fragili e quindi hanno maggiore bisogno di essere supportati. Il consiglio che possiamo dare ai ragazzi, intanto è una prova, che se si affronta con serenità e tranquillità, consapevoli di quello che è il percorso condotto durante l'anno, durante questi anni, in modo particolare durante il triennio, ecco, questo, se sono stati responsabili sempre, dovrebbe farle stare un pochino più tranquilli, perché quello che dobbiamo dire è che l'esito finale dell'esame in parte è stato già descritto, è stato già scritto durante il triennio, perché i ragazzi arrivano all'esame con un credito che può avere anche fino a 40 punti, il che significa che per superare la prova ne occorrono almeno 60. 20 punti si riescono comunque ad avere tra uno scritto, tra gli scritti e il colloquio orale, per dire, insomma, si riesce ad arrivare almeno a 60. Ma la cosa importante da dire è questa: intanto ragazzi, la prima cosa, state sereni. Quello che dovete dimostrare non è tanto l'insieme dei contenuti che avete imparato, dovete dimostrare di saper mettere insieme le vostre conoscenze, dovete dimostrare di avere delle competenze, di saper colloquiare con la commissione, anche interagendo tra gli argomenti stessi, in maniera matura, appunto. È un esame di maturità. Per quanto riguarda gli iscritti hanno una vasta gamma, quindi almeno per lo scritto di italiano problemi non ne dovrebbero avere, perché possono scegliere tra diverse tipologie testuali. Poi chiaramente la seconda prova chiaramente è più specifica dell'indirizzo e allora lì è chiaro che devi dimostrare di avere conoscenze. Io credo che comunque tutti i ragazzi che affrontano la maturità, nella stragrande maggioranza dei casi, hanno la consapevolezza di quello che è l'esame, anche perché le scuole un pochino tutti si attrezzano per prepararli ad affrontare nel modo migliore questo momento. Naturalmente la consapevolezza piena dell'importanza dello studio e di quello che può costituire per il tuo futuro, tante volte i ragazzi poi la maturano dopo. E a tal riguardo vorrei proprio dare anche una piccola chicca a cui ho pensato proprio sentendo prima l'intervento della conduttrice, quando faceva gli auguri al signor Alfio, che ha comunicato i suoi esami a 50 anni. Nella scuola che dirigo, che è anche un professionale, abbiamo i corsi per gli adulti, quindi i cosiddetti serali, abbiamo una signora che a 72 anni si presenterà all'esame di maturità. Tant'è vero che abbiamo anche coinvolto i media, ci saranno i giornali, perché è una cosa veramente particolare. E la cosa bella è la maturità, a parte l'età chiaramente cronologica, ma anche il desiderio di questa signora, di questa donna, di questa nonna, che ha voluto rimettersi in gioco, proprio per dare anche un segnale forte nel dire: ragazzi, la scuola non è solo l'esame è un momento, ma quello che la scuola è la costruzione verso il futuro, sono i mattoncini che un giorno dopo l'altro voi mettete insieme
per poi aprirvi realmente alle opportunità della vita. E quindi questo penso che gli adulti questo segnale lo diano e i ragazzi dovrebbero trarre insegnamento. Bellissima questa testimonianza, bellissima anche come dire, questa esperienza e questa testimonianza di questa donna di 72 anni che lancia a mio avviso un messaggio fortissimo ai ragazzi. Intanto l'importanza dello studio, della conoscenza, e quella è qualcosa che nessuno mai può rubare a una persona, no? Una borsa, un cellulare, un bracciale può essere rubato, lo puoi perdere, ma quello che hai imparato nella vita, sui libri di scuola, quello non lo perderai mai. E quindi è bellissimo. Salutiamo questa signora di 72 anni perché veramente sono degli esempi di vita molto molto belli. Professoressa, voi questa esperienza del campus, questa notte prima degli esami, ma ecco, l'esame in sé, ci spiegava la professoressa Trovato, poi alla fine è il percorso dei 5 anni, quindi aver studiato bene ogni anno, diciamo, questo già facilita. Quello poi è il fondamento di si può tutto. rendere più o meno bene perché ci sta che gioca molto l'emozione, però ecco, quanto è importante in questo caso la creatività, come dire, il saper interagire, perché la professoressa Trovato diceva cercate di far capire che voi sapete mettere in relazione, che non avete dei compartimenti stagni, che non sono i capitoletti tra una materia e l'altra. Quello è fondamentale. Perché questa dà il senso di aver acquisito delle capacità e aver assorbito quello che hanno studiato. Indubbiamente questa capacità anche un po' di inventiva, di sapersi mettere in gioco, è fondamentale. Io so che voi insegnanti avete molto a che fare anche con i genitori che non sono più quelli di una volta, che se un ragazzino tornava a casa con un voto non bello veniva possibilmente rimproverato. Molti genitori invece sono così, vogliono conto e ragione, come si suol dire, chiedono che consigli possiamo dare a questi genitori, e lo chiedo a tutte e 4 le mie ospiti. Io credo che il messaggio più semplice sarebbe quello di far capire ai genitori che non sono loro ad essere messi sotto accusa o sotto esame, ma come diceva bene la dottoressa Guzzardi, un fallimento nella vita ti aiuta a crescere. Quindi costruisci questo percorso con tanti mattoncini, come diceva la dirigente, devi per forza raccoglierne i frutti. Se qualche mattoncino è mancato durante il corso del percorso, e allora devi essere pronto a pagarne le conseguenze. Ma non si giudica l'individuo, non si giudica la famiglia, si giudica un percorso. Se lo si è fatto in una determinata maniera, i frutti devono per forza essere positivi, altrimenti bisogna intervenire. Professoressa Trovato, cosa dobbiamo dire ai genitori? Perché spesso mi capita durante le trasmissioni di imbattermi anche di raccontare delle esperienze di genitori molto, come dire, un po' chioccia, troppo che cercano di difendere anche l'indifendibile certe volte, no? Ecco, sì. Gli esami di maturità sono anche una prova di maturità per quanto riguarda i genitori? Sì, però la prova di maturità tante volte la dovrebbero dimostrare prima, perché in effetti il problema è come ci si pone di fronte all'errore. L'errore per il ragazzo diventa la frustrazione. I nostri giovani non sono così pronti ad affrontare responsabilmente la frustrazione, sono al di là del fatto che possono essere molto informati, sono molto fragili e spesso le famiglie non aiutano a superare questi momenti nel modo giusto. Qual è il modo giusto? Quello di considerare l'errore come un punto di forza, cioè se io mi approccio all'errore con l'idea di chi dice ok, questo è quello che ho sbagliato perché evidentemente ancora
questo pezzo mi manca, da qui riparto per costruire, per migliorare, quindi l'errore in funzione in chiave positiva, non l'errore come sanzione, come punizione del fatto che poi come conseguenza c'è il cattivo voto. Quella è solo una registrazione di natura amministrativa, però il ragazzo e anche le famiglie dovrebbero vivere l'errore in questo modo. Se è vissuto così, l'errore diventa un modo per non farlo più, per imparare, per correggere quelle parti che mancano, e allora diventa veramente positivo, nel senso che se io so che su questa cosa ho dei limiti, mi miglioro. Quindi un modo per migliorarsi, per andare sempre avanti. Se invece è visto come la punizione, la sanzione, il 2, la valutazione negativa, la bocciatura, cioè se vediamo solo gli aspetti negativi, allora è chiaro che i genitori intervengono perché vogliono evitare al figlio la frustrazione, ma si cresce anche con le piccole frustrazioni, si cresce con i no, si cresce con le delusioni, e si matura anche con queste cose. Questo alle famiglie bisognerebbe farlo comprendere, però non dimentichiamo che i figli stanno diventando, tra virgolette, passatemi l'espressione, una merce rara, preziosa, che tutti comunque tendono a salvaguardare e chiudere dentro una campana di vetro. Questo non sempre fa bene ai nostri ragazzi, quindi riflettiamo su questa cosa, non li facciamo crescere. Grazie. E dottoressa Guzzardi, cosa possiamo aggiungere a questo discorso della dirigente scolastica, della professoressa Trovato? Diciamo che entrambe hanno già detto tanto rispetto a quelli che sono gli spunti di riflessione rispetto ai genitori. Credo che un genitore debba camminare accanto al figlio. Mi veniva in mente questa immagine proprio visiva. Non deve camminare probabilmente dietro di lui con quell'aspetto Dottoressa, genitoriale. si avvicini un po' di più al monitor perché la sentiamo un po' male. Ecco. Sì, mi sentite? Adesso meglio, sì. Ok, scusatemi. Dicevo che probabilmente un genitore dovrebbe camminare accanto al proprio figlio, né magari davanti né dietro, né essere vissuto come un genitore normativo eccessivamente rigido, ma neanche come un bambino che vive al pari del figlio la sua emotività. Dovrebbe essere adulto, quindi dovrebbe stimolare il senso di responsabilità, che è probabilmente qualcosa che ci aspettiamo che i nostri giovani adulti abbiano, senza che mai prima però gli è stato permesso di sviluppare questo senso di responsabilità. L'esame di maturità a volte li mette di fronte a una responsabilità che probabilmente di cui non sono pienamente consapevoli. Quindi il concetto di regole, il concetto di regole proporzionate, che non vuol dire necessariamente sminuire e svalutare, vuol dire condividere insieme, vuol dire trovare quello che è un sano equilibrio fra chiaramente due mondi che sono molto distanti fra loro, ma che se c'è la volontà e l'affetto riescono sempre a trovare un punto di incontro. Grazie, siamo in chiusura. L'ultima battuta la facciamo con Sofia Losciuto, che è una maturanda che quindi dovrà affrontare queste prove. Ci sono dei riti scaramantici che tu e i tuoi compagni fate o avete pensato di fare? Allora, sicuramente stasera canteremo tutti insieme notte prima degli esami, poi comunque noi ci vogliamo tanto bene, siamo una classe molto unita, quindi diciamo che abbiamo come filosofia quello di affrontare un po' tutte le nostre prove, anche la maturità, tutti insieme, aiutandoci e sostenendoci dove possibile, anche con un conforto morale. Quindi questo è il vostro rito scaramantico, cioè rimanere insieme, compatti, uniti, così come durante tutti questi anni avete studiato insieme, anche la notte prima degli esami starete insieme, poi un buon riposo ristoratore e domani in bocca al lupo veramente a tutti. Grazie alla professoressa Cantone, Grazie a lei. alla dirigente scolastica, la professoressa Trovato, grazie a Sofia. Grazie a voi. E grazie anche alla dottoressa Guzzardi. Grazie a tutte voi. Grazie anche a chi ci ha seguito e a chi ci ha seguito alla regia e a voi, cari telespettatori. A tutti un buon pomeriggio, una buona serata, un buon esame di maturità a chi deve affrontarlo e noi ci vediamo al prossimo Focus.